Si è svolta ieri incontrata a Robadao a Naro presso il bene confiscato alla mafia assegnato alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra, la primavera della legalità, giornata voluta dal Consorzio Agrigentino della Legalità e Sviluppo, che ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze di istituti scolastici dei paesi che fanno parte al Consorzio e dei loro primi cittadini. L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Consorzio, onorevole Maria Grazia Brandara, ha rappresentato sia un momento di festa ma anche di riflessione verso i giovani. Noi abbiamo voluto, anziché fare una giornata istituzionale, organizzare una giornata istituzionale con dei convegni che per carità hanno la loro valenza importantissima, abbiamo pensato di organizzare una schiticchiata con i ragazzi e con le persone dei comuni che fanno parte del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo. Noi siamo in attesa di un passaggio di Sua Eccellenza il prefetto Diomede, aspettiamo il vicepresidente della regione siciliana Mariella Lobello, ma avremo anche le due testimonianze, ma in una maniera così informale, stando in mezzo ai ragazzi, di Sonia Alfano, che ricordiamo essere il padre, è stato la prima vittima riconosciuta di mafia in Sicilia, che ha scelto insieme alla sua famiglia di trascorrere con noi questa sua giornata. E un'altra testimonianza dell'imprenditrice antimafia Valeria Grasso. I ragazzi toccheranno con mano l'importanza di agire in maniera legale, che cosa significa legalità, che oggi io direi superare il concetto di legalità con quello ancora più importante di onestà. Bisogna essere onesti in qualunque azione della propria vita e quando si è davanti a un bivio non avere assolutamente dubbi da che parte stare. Solo così noi possiamo dare un futuro a questi giovani. Guardate che bellezza vedere ballare, danzare questi ragazzini, giocare nella loro semplicità significa comunque davvero dare una speranza di futuro a questi ragazzi. Alla giornata della primavera hanno portato il saluto delle istituzioni il prefetto di Agrigento Nicola Diomede e il vicepresidente della regione Mariella Lobello. Devo fare i complimenti a tutti coloro che hanno organizzato tutto questo. Ecco che si parla di legalità in un clima che comunque è come questa giornata di sole, in un clima di sorrisi, eccetera. Spesso si va incontro alle ricorrenze con un atteggiamento, scusate il termine, un pochettino funereo. No, qua ci sono ragazzi, bambini che vivono con estrema partecipazione e sorriso nel viso e sulle labbra il tema della legalità, e questo credo che sia anche un messaggio bellissimo. Il 21 marzo è certamente un inizio per ogni cosa e anche qui è un po' una sorta di inaugurazione di anno per questa splendida struttura che da bene in mano ai mafiosi si è trasformata diventando un centro di aggregazione giovanile, quindi una primavera che vuole da un lato risvegliare le coscienze ma dall'altro vedere questi giovani ragazzi prendere quasi possesso di un bene che fino a ieri seminava paura, seminava in ogni caso impedimento di uno sviluppo, ed oggi invece si trasforma, è affidato ad una cooperativa e questa cooperativa fa diventare quello che ieri era un patrimonio in mano alla mafia, fa diventare un patrimonio in mano di tutti. Quindi devo dire che questo vivere in questo momento particolare così con questi ragazzi è davvero straordinario.